Domenica 14 aprile, San Bernardo Abate. È il 105esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 261 al termine. Il sole sorge alle 6:26, tramonta alle 19:56, la luna si leva alle 10:02 e tramonta alle 2:02. Pier Fortunato Calvi è nominato capitano del Cadore con l'incarico di organizzare la difesa militare contro gli austriaci. Creerà anche i corpi franchi formati da giovani esperti di luoghi, armati di ottimi fucili e aventi per distintivo un ramoscello di abete fissato con una coccarda tricolore sulla testa del cappello. Queste formazioni, che diverranno i famosi cacciatori delle Alpi, scriveranno pagine d'eroismo, dimostrandosi degne del sacrificio di Pier Fortunato Calvi, impiccato dagli austriaci sugli spalti di Belfiore. Le previsioni per domani: in pianura in prevalenza poco nuvoloso, con tratti di nubi alte e possibili annuvolamenti verso sera sui settori più settentrionali. Sulle zone montane variabilità con schiarite che si alterneranno a nubi irregolari, a tratti consistenti, associate a precipitazioni sparse, specie nella seconda parte della giornata, anche carattere di rovescio o d'occasionale temporale. Temperature minime stazionarie in aumento sulle Dolomiti, massime in diminuzione sui settori dolomitici più settentrionali.